quello che sarà rispettato è l'aspetto collettivo e condiviso del comitato. Non ci saranno prime donne, non ci saranno, la prima donna sarà il comitato, cioè sarà un pezzo di realtà della Sardegna, del nostro popolo, che porterà avanti una giusta lotta, una giusta battaglia. Da parlare. Forse mi conviene alzarmi perché sono piccola e arriva male la voce. Un problema grosso che si sta ponendo per il nostro popolo è proprio la minaccia del nucleare, che si somma a tutte le tragedie che qui noi conosciamo. Dico che stasera bisogna evitare di andare a entrare troppo in merito a che cosa è il nucleare, perché lo sappiamo bene, lo conosciamo, e se siamo qui è perché abbiamo necessità di organizzare una battaglia che non dia, che tolga il fiato a chi intende portare avanti un'operazione di questo tipo. Siamo chiamati qui e noi dobbiamo chiamare tutti gli altri nei nostri territori alla vigilanza, perché se passa questa operazione in Sardegna è finita. Siamo già in una situazione molto precaria, con un inquinamento ambientale che è terribile, lo denuncio sempre, io sono anche per motivi professionali a conoscenza di dati inquietanti, perché in diverse sedi della Sardegna i tumori si sono quintuplicati, non perché noi siamo nati ammalati, come si dice, che il popolo sardo è geneticamente malaticcio, questo dicono. E allora io dico pure che la scienza si deve mettere d'accordo con le servitù militari e industriali, perché da una parte la scienza dice, registra la grande longevità del nostro popolo, che caso strano invece in certe sedi, come denunciava un ragazzo a San Rocco, così con molta innocenza diceva: qui non si muore più di vecchiaia, che a me fece rabbrividire, e sul film Oil, che sicuramente molti di voi avranno visto, e diceva: da noi non si muore più di vecchiaia, terribile. Allora, seguendo questi intenti dello Stato italiano, badate bene che fra 20 anni del nostro popolo ne resterà poco, arriveremo a 1/3 della popolazione attuale, perché purtroppo non è un dato allarmante, è la verità delle cose. Il nucleare, noi diciamo no al nucleare nella nostra terra e diciamo a no nel nucleare nel mondo, perché è un modello energetico assolutamente fallimentare e nel pianeta non esiste acqua a sufficienza per portare avanti tutti gli impianti nucleari che intendono fare. In Francia il 40% dell'acqua potabile è usata per le centrali nucleari, che dicono che sono sicure. Sicure come? Quanto? È vero, ma quando esplode il problema nella centrale nucleare, anche se sono super moderne, il rischio di un danno vuol dire un dramma e vuol dire genocidi. Quindi noi diciamo no per 1000 ragioni. Scusate un attimo perché il problema è troppo vasto. Io sono all'interno dell'istituzione regionale. Una delle mie prime battaglie portate in sede di consiglio è stata un'interrogazione a Cappellacci se fosse vero o falso quello che girava, e cioè la notizia secondo cui avrebbero scelto la Sardegna per impiantare il nucleare, dicendo che è una terra dove c'è una bassa concentrazione demografica, quindi è un privilegio che ci siano pochi sardi, e i pochi che ci sono, se spariscono è anche meglio, perché serve il territorio desertico. Allora, in tutte le battaglie politiche che noi dobbiamo fare, mi rivolgo anche a eventuali informazioni che hanno le rappresentanze all'interno delle istituzioni, di stare molto attenti a tutti i progetti, perché quando non si appoggia l'agricoltura, quando non si appoggia la pastorizia, per dire, quando non si appoggia lo stesso diritto alla cultura per il nostro popolo, vuol dire che c'è un progetto più ampio. La Sardegna serve, desertica,
Ecco perché non aiutano i pastori, perché non gliene importa nulla. E allora i signori partiti, quando sono in consiglio e sono nella condizione di dover votare per un qualsiasi problema che si pone, deve essere lungimirante e capire che quello inciderà sul futuro del nostro popolo. Non è solo aiuto sì, aiuto no. Deve essere un no a un certo tipo di amministrazione, perché è troppo facile uscire in giro e dire no al nucleare, siamo contrari. Dovranno passare sul cadavere del presidente Cappellacci per poi scoprire che non è vero nulla, che decide il governo romano. Questo è il problema, che decide il governo romano. Tenete conto che nel 2003, a gennaio, passò una legge regionale che rendeva e definiva il territorio sardo area denuclearizzata. Passarono 6 mesi agli inizi di luglio, passò ai primi di agosto, quindi in vacanza, un'altra legge che rendeva incostituzionale la legge sarda, perché lo Stato italiano, il governo italiano l'aveva impugnata e la Corte Costituzionale diede ragione al governo italiano, che sosteneva che le stesse scorie radioattive erano normali merci e come tali potevano entrare e uscire nel nostro territorio secondo le leggi europee come merci normali. Per cui c'è il problema della centrale nucleare, quindi una nuova servitù tremenda che il nostro popolo pagherà a caro prezzo, e dietro questa storia terrificante c'è il dramma delle scorie. Gli americani hanno investito un capitale spaventoso per fare la ricerca sui sistemi migliori per la conservazione delle scorie, pensando che per 1000 anni avrebbero garantito quale sicurezza, per risultare poi non vero, e l'hanno riconosciuto gli stessi americani che hanno più capitale di noi da investire in questa direzione. Che vuol dire che non ci sarà nessuna sicurezza. Qui in Sardegna, con la benedizione dei poligoni militari che tendono ad ampliarsi, 60% di quelli previsti per il territorio italiano ce li concentrano in casa nostra, sempre diaici, generosi, 60% qui da noi, e che oggi più che mai hanno la tendenza ad ampliare, perché poi va ricollegato al problema dello stoccaggio delle scorie. Quindi tutto passerà sotto il segreto militare e di noi non ne avanzerà. Per cui un impegno, guardate, oggi è domenica, ci è costata fatica a tutti noi essere qui, siamo numerosi, ma io veramente faccio un appello all'impegno nel territorio, non ci dobbiamo far sfuggire nessun momento per sensibilizzare la nostra gente, perché c'è il futuro, c'è in mezzo il futuro di un popolo. E poi adesso si tratta di organizzarci, definire una serie di cose, lo stiamo, e birita de peus fai in concreto, perché la gente si è stufata, per colpa della classe politica, si è stufata di andare a votare, ma questa volta ci deve essere.